quando Giosie al diventare re, aveva 8 anni, al regnare per 31 anni in Gerusalemme. Al fare c'è che ben per voi del Signore, e all'indenant per strade di David, sovun, senza straviare né a drette né a ciampe. Talan ottav dal Soream, all'era di Mofrot, ha scominciato il Dio di David sovun. Dal 12° anno ha cominciato a smondeare Giuda e Gerusalemme, facendo sparire i luxals, i pai sacrai e i dius sculpis o fondus. Sotto i suoi voi, a fuori sdrumasi altars di Baal, al paratoxi altars per bonodor, che erano in lisore, al fiscai pai sacrai e i dius sculpis e fondus, paranti in polven, che lo sparniccia per sole dai tombai di chei che urbevi in fatto sacrifici. I vues dai predi si ubrusà sui loro altars, così a smondea Giuda e Gerusalemme. Al fase compagni anche tessitas di Manasse, di Efraim e di Simeon, infine mai a Neftali, dai loro borgs fiscas, a sdrumai altars, al paratoxi pai sacral e i dius finché noi uriduse in pulven, al buttaiò tutti altars, pal bonodor, in tutta la terra di Israele, da spo al tornare a Gerusalemme. Dal 18° anno del Soream, dopo di aver smondeato la terra e il templi, idee a Safan, figlio di Asalie, a Maseie, governatore della città, e a Joach, figlio di Joacaz, archivest, l'incarico di restaurare il tempio del Signore suo Dio. Loro si presentarono dal primo predi che il chiè e consegnarono i besme tus vie dal tempio. Io avevo inchiappato sui levis, guardians de puarte, di Manasse, di Efraim e di tutto il resto di Israele, di tutto Giuda, di Beniamin e di Gerusalemme. Urai consegnarono ai sorestans di svori dal Tempio e che gli doprarono per gli operari che lavoravano dal Tempio, per restaurarlo e per rinfortirlo. Urai derin ai marangons e ai muradors per comprare piedi di picà e legnam per armature e per travamente dai locai che i res di Giuda gli avevano lasciato là tenendo ur. Che gli oms erano infedeli al lavoro e avevano in persone di sé, come sovrintendenza, Iacat e Abdiè, le vis dei figli di Merari, Zaccarie e Mesulam, dei figli di Cheat, le vis, bras di musiche, attignivano di voli che portavano il materiale e indrecciavano che facevano al di dot. Altri levis a facevano di scritturesti, di spettors e di portoniers. Biel che si era da ora chioli bes metus di bande tal templi, e il predi che il chie al chiatà il libri dell'ecce del Signore, date mediante di Mosè, che il chie al chiappale per aule e di sé al scritturest Safan, o ai chiatà tal templi il libri dell'ecce, che il chie i consegna i libri a Safan. Safan i portà i libri al re, e i dise al re, c'è che tu hai ordenato, i tuoi famei sono da ora a farlo. E andato fuori bestia a tasta al tempio del Signore e gli hanno consegnato ai sovrintendenti e ai sovrestanti di svoris. Da spo, il scritturesta Safan i contà al re. Il predica il chie mi ha dato un libri. Safan han leie un toc presince dal re. Sin tutti gli speravoli dell'ecce, il re si sbregà i vestis. E gli ordinò che il chie a Achicam, figlio di Safan, a Abdon, figlio di Miche, al scritturesta Safan e a Asaie, famei del re. Lait, interpellate il Signore per me e per chi che sono restati in Israele e in Giuda, in merito di speravoli di questo libri che venga appena chiatato. E a di essi grande dome avonde le fumate del Signore, che si è impiade quintri di noi, perché i nostri sbons non hanno ascoltato le speravoli del Signore, mettendo in vore ciò che è scritto in questi libri.
quel chie, insieme con chi che aveva incaricato il re, alle de profetesse culde, femmine di Salum, figli di Tocat, figli di Casre, sovrintendente monture, e era stato a Gerusalemme, te città nuove. I fevelari in merito a ie, un rispint così. Il Signor Dio di Israele al dis così. Diseit all'uomo che sa mandato di me. Il Signore al dis così. Ve, io farai plombare una disgrazia su questo luogo e sulla sua int. Tutte le maledizioni scritte dal libri che avete letto presince dal re di Giude. Perché mi hanno buttato di bande me e hanno bruciato incensi in onore di altri dius, tirandomi a cimento con tutti gli svori di loro mani. La mia rabbia si invierà quindi di questo luogo e non si arriverà a studiare. Al re di Giude che usa mandato a interpellare il Signore e disareis, Signore, Dio di Israele, al dis così, riguardo alle parole che tu hai stintudis, stant che il tuo cuore si è molestato e che tu ti sei sbassato dinanzi a Dio, ascoltando le parole che hai ditis quinti di questo luogo e quinti di soint. Già che tu ti sei sbassato dinanzi a me, tu ti hai sbregato i vestiti e tu hai sbagliato presince di me, anche io ho ascoltato parole del Signore. Ve, ti darai donne coi tuoi bons e tu sarai smettuto, io tal tombal in pace. I tuoi voi non vi daranno tutte le disgrazie che io farai plombare per giura di questo luogo e per giura di soint. E loro e contarin al re tutto il mes. Allora il re al mandà mes e al clamà donne tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re, insieme con tutti gli uomini di Giuda, con la in di Gerusalemme, coi predis, coi levis e con tutto il popolo, dal più grande al più piccolo, all'è su dal templi al fase lei, che ha sentito ben, tutti gli parole dal libri dal patto chiatato al templi. Il re, stante in pis d'ogni de colonne, al fase un patto denando al Signore, impegnarsi alla daur del Signore, a mettere in vore i comandi, gli les e gli ordini con tutto il cuore e con tutte l'anime, mettendo in vore le parole dal patto scritti in quel libri. Un fase da la loro parole ad oggi, che erano in Gerusalemme e in Beniamin, la in di Gerusalemme a fare in secondo il patto di Dio, dal Dio dei loro bons. Josie a fare sparire tutti gli sporcarii di tutti i territori, dai figli di Israele, all'oblea che erano a stare in Israele, alla daur del Signore loro Dio, finché mai che al foin che smondo non si slontanarono grande al Signore, Dio dei loro bons.